Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Bird is a winner. Rebelot, diretta direttissima di mercoledì 22 maggio 2019, 16:38. Letti, questa specie di cloaca che mi trovo qui piena zeppa di messaggi non letti, ma io dico, ma pensa te che colleghi scriteriati che ho, che colleghi scriteriati, mentre io la pulisco e attendo i vostri voti per il voto al 346 64 277 56, ossia dovete dirci qual è la percentuale della Lega che voi sognate e a cosa siete disposti a rinunciare, oppure quale attività eccezionale siete disposti a impegnarvi a fare qualora la Lega la raggiunga. Vi do un esempio sui tanti che abbiamo già raccolto. Ad esempio, se la Lega prendesse il 40%, Armando da Cantù si mette a dieta. Armando da Cantù, che a questo punto immaginiamo abbastanza corpulento. Ecco. C'è anche chi ha detto, è Giampiero Dalainate, 71 anni, se la Lega prende almeno il 28%, lui farà da Lainate a Pavia a piedi lungo la via Francisca del Lucomagno. Quindi da Lainate va sul Ticino verso Bereguardo, Torre d'Isola, e da lì prenderà la bella via Francisca del Lucomagno fino a Pavia. Sono un paio di giorni di cammino, che a 71 anni, insomma, farli. Sì, mi sembra una buona idea anche per questa via Francisca del Lucomagno, che poi è una via francigena di fatto, è la via francigena, la variante varesina. Poi Ivan 75 dice, con la Lega al 99% non mangio più cioccolato per la vita. No, il 99% non vale, qui o si gioca sul serio o non si gioca. Certo. Io ad esempio ho preso questi impegni: se la Lega prende almeno il 18% manderò 13 canzoni di Biagio Antonacci, che io sinceramente ho tutto rispetto Biagio, però non lo sopporto. Se la Lega prende almeno il 25%, io non dirò più la parola Matteo Salvini per un mese. Ed è difficile condurre Radio Padania senza dire Matteo Salvini. È difficile fare qualsiasi cosa ormai senza dire Matteo Salvini. No, ma è più difficile per gli altri. Sì, per forse noi. Hai ragione. Qua noi possiamo dire lui. Ma no, lui siamo fascisti. Il nostro collega. Il collega, l'amico. Sì. Poi dal 29 in su ad agosto condurrò, in concordanza col direttore, alcune puntate della Piaga sulla notizia, che ad agosto alle 9:30 del mattino è veramente una tortura, ma alla quale mi sottoporrei volentieri se la Lega prendesse almeno il 29%. Ma scusa un attimo, come dire che se prende almeno il 29% ti becchi anche quelle del 25 e del 18? Secondo me sì. Sì, perché vanno a sommarsi, non è che si eludono. E dal 30% in su, De André ci saluta per altri 6 mesi. No, non sono d'accordo. Di più?
No, a me piace De André. Lo so, però io devo. Ma Ma ha portato bene Colombini, abbiamo raddoppiato i voti, scusa. Dammi retta, no? Per il bene dell'azienda, qua facciamo questo e altro, De André capirà. Dal 33% in su, per 3 mesi solo musica giapponese. Ma non è che poi perdiamo tutti gli ascoltatori. No, capiranno, cioè lo sanno. Se la Lega ha preso il 33%, per 3 mesi gli ascoltatori affezionati camminano a 1 metro da terra, quindi non ascolteranno neanche. E dal 39 in su c'è missione suicidio. Devo andare a fare un Vox Populi davanti a un centro sociale, presentandomi come Radio Padania. Però su questo impegno voglio anche Antonio Verna con me. Con Antonio Verna siamo salvi. Scusi, lei Antifa può lasciare, lui col suo stile alla fine vedrai che salverà tutti. Quindi se volete prendere degli impegni fatelo anche voi al 346 642 7756, ma prima bando alle ciance, perché qui Maurizio hai ancora degli avvisi da fare. Sì, perché nella trasmissione che è andata in onda poco fa, poi dipende nelle repliche eccetera eccetera, io mi ero preparato degli annunci da fare e non ho fatto in tempo a dirli. Allora, mercoledì 22 maggio, che sarebbe poi oggi, c'è una conferenza a Vimercate, provincia di Monza e Brianza, alle ore 21, conferenza organizzata da Terra Insubre presso la Biblioteca Civica in Piazza Unità d'Italia 2, dal titolo Europa e pluralità, dalla storia all'attualità. I relatori sono Andrea Rognoni e Mirko Molteni, che i nostri ascoltatori conoscono bene. E poi volevo dire, appunto, ho chiesto di inserirmi in questa trasmissione. Invece domani sera, giovedì 23 maggio, a Roma in provincia di Roma, sì. Anzi no, non si può più dire provincia, io trovo quella cosa assurda che la chiamano città metropolitana, vabbè. Città metropolitana di Roma, ecco. Città che amiamo, no? Certo. Noi, se c'è una città che proprio noi la amiamo, è Roma, ecco. Ma amore proprio profondo. Molto profondo, molto profondo. Profondissimo, profondissimo. Alle ore 15 presso il Link Campus University c'è la presentazione del libro di Becchi del professor Becchi e dell'avvocato Palma, dal titolo Europa Quo Vadis. Poi di cose appunto un po' serie, perché poi le altre sono sagre, quindi possiamo saltare, ma vanno bene le sagre, scusa, fanno amore, no? Adesso faccio un attimo una cosa seria. L'associazione La Fara di Biassono organizza il giorno venerdì 31 maggio a Biassono, in via Umberto I. Ma chi se ne frega della via? Vabbè, tu dici Biassono, basta, avanza. Ma l'altra sera cosa vuoi che sia Biassono? Uno arriva lì, lo trova, no? La sagra. No, invece l'altra sera, parlando di Biassono, il ritorno di Vailate, quando siamo andati a sentire quella bellissima conferenza con Gremmo e l'abbiamo chiamata Del Bocca. Ci siamo fermati in una gelateria e devo dire che era buono pure il gelato. Era buono anche il gelato. Sì. Vabbè, comunque a Biassono, venerdì 31 maggio, alle ore 21 in via Umberto I 1, ci sarà una conferenza un incontro, non so come, dal titolo Giustizia, cosa non funziona? E saranno presenti l'avvocato Ponti, l'avvocato Basile e l'ingegner Roberto Castelli. L'ingegnierissimo. Quindi altre cose che poi veniva preso in giro perché era un ingegnere e non era un avvocato, ma io lo trovo. Pensa che invece il 2 giugno, così fra le cose che mi sono segnato qua, ci sarà la 575esima edizione dello Sposalizio del Mare a Cervia. Cervia? Troppo lontano. Cervia è troppo lontano. Troppo lontano. Io a Cervia non ci posso andare, è troppo lontano. Bene. In che via è poi questo Sposalizio del Mare a Cervia? Sulla spiaggia, no? Uno arriva a Cervia, la trova, facile, come fosse Udine. Udine
Beh, il nostro direttore oggi è andato a Trieste. A Trieste, certo. Non ha fatto la deviazione per Udine. No, è andato diritto, vedi, è così, è fatto Io così. mi ricordo quando andavo a Trieste, la strada, la litoranea lì, che era dalle ancora parti di Sistiana, Duino, sì. Sistiana. Era ancora la via Cassia, no? Era tra il consolato di giusto, no? Sì, quando tu andavi a più o Trieste, meno, sì, guerre contro i Cimbri e i Teutoni, era un periodo pericoloso. C'era, come si chiama? I Gracchi, ecco come si chiamavano, Tiberio e Caio Gracco. Si chiama Aquileia. Aquileia, certo. No, comunque adesso a parte gli scherzi, sì, ma no, era già il Medioevo, non è vero, non prendiamo in giro. Quando io andavo da quelle parti c'era ancora il territorio libero di Trieste, c'era le lire diverse, mi ricordo i francobolli diversi, c'era il come si dice, il blocco degli americani. Sì, il blocco lungo la strada, però quella strada lì era di una bellezza assoluta. Non so come la chiamano quella strada, comunque Duino, Sistiana, da quelle parti. Fateci sapere, Triestini, di Miramare. Di Miramare. Sì. Allora. Vabbè, dai, vi ho detto... Sì, ma adesso ci devi dare il tuo voto per il voto, non puoi far così. Voto per il voto vogliamo. E allora, 33 che è un bel numero. Sì. Un mese senza il vino dell'Ernestino Roveda. 33 alto però, sei comodo col 33, io ho fatto voti al 18. 33 alto, io accetto tutto perché adesso... Ma io di solito sono un grande iperpessimista. Però... ma 33 non è da iperpessimista. No, ma c'è stato il Bergoglio che ci ha sostenuto moltissimo. Sì, lui sì. Noi nel Collegio Vaticano andiamo fortissimi. No, secondo me dopo le frasi di Bergoglio, Parolin e altri prelati ci hanno fatto una compagna. Quindi 33. A favore. 33, niente vino dell'Ernestino per un mese. Io avrei detto 30, ma dopo la campagna contro da parte degli altri prelati, sei un furbacchione. 33 è facile. Come Evandro da Torino, 51%. Saluti ad Evandro che ho conosciuto in vari pranzi, quando facevamo i pranzi per Radio Padania. Cene, pranzi, cene, certo. Vedi, passaparola, poi lo sapere, passaparolopoli qua. Sì. Comunque Evandro, uno degli ultimi voti per il voto che abbiamo ricevuto, Evandro si impegna a vendere la sua Stratocaster d'epoca, che è una chitarra, una chitarra elettrica. No, pensavo che dopo che vendesse qualche maglia della Juventus. No. Perché so da che parte è Gobetto? È Gobetto? È Gobbo Evandro, è Juventino? Sì. Mi dispiace. Molto Juventino. Quindi non so se c'è da fidarsi, comunque col 51%, però facile, il 51% venderà la sua Stratocaster. Abbiamo una telefonata, ma io non ho le cuffie, quindi mi affido a te, Maurizio, a prendere la telefonata in diretta. E Sentiamola. Pronto? Sì. Buongiorno, chiamo da Bolzano, Sergio. Buongiorno Sergio. Ho appena adesso acceso la televisione su 740 e chi c'è? Sentivo voi, Maurizio e Pinti. Pinti è il titolare, io sono qui di Straforo. È clandestino. No, capito. Sentite, io ho chiamato perché volevo intervenire per quanto riguarda Salvini che parla del Rosario e così via. Si può fare, anche se stavamo ridendo e scherzando, però lo puoi fare, Sergio, vai. Posso farlo? Certo, vai. Io sono al 100% d'accordo con Salvini, logicamente, perché anch'io porto al collo un semplice crocifisso e me lo porto fino alla morte, veramente. Che speriamo il più tardi possibile, No, comunque, senza fretta. Comunque lo dico per dire, io lo porto sempre con me, non c'è nessuno che me lo può togliere. E questo tu dici, Salvini ha tutto il diritto di fare lo stesso, anzi mi fa solo piacere. Certo. E volevo aggiungere un'altra cosa, siccome io sono di origine veneta, sì? Sono un bellunese puro sangue, sì? Abito a Bolzano, ma sono un veneto, mi considero veneto. Allora,
Io, tutta la Repubblica Veneziana, allora, che ha combattuto tutti questi 600 anni, mi sembra, adesso non vorrei sbagliare, 6 secoli, ha combattuto nei mari per difendere la religione cristiana cattolica, ma quelli lì erano dei deficienti? Hanno sacrificato. Pensiamo alla battaglia di Lepanto. Ecco, appunto, hanno sacrificato le loro vite. Marco Daviano, i Doge, si sono fatti spellare la pelle dai musulmani per non essere contro il loro credo. Adesso mi trovo una chiesa, perché a dirla, io lo voglio dire perché domenica si vota, mi trovo una chiesa veramente disastrata. Adesso non so chi sia la colpa, non voglio entrare nel merito e così via. Io dico solo una cosa: Salvini ha pienamente diritto, ragione di dire quello che pensa. Grazie Sergio, grazie del contributo. Grazie. E noi riprendiamo le fila del vostro voto per il voto, prima gli ultimi. Allora, 51%. Ho visto che qualcuno ha fatto il voto di castità. Sì, abbiamo dei voti di castità anche di... Sì, c'è un signore di 96 anni che ha fatto il voto di castità. No, c'è Silvestro da Tirano, che è abbastanza coraggioso. Silvestro, no, ma basta cambiare l'accento. Silvestro da Tirana? No, da Tirano. Da Tirano? No, vabbè, io mi arrendo. Adesso guarda, ti ricambio pan per focaccia e me ne vado io. Così impari, Maurizio. Niente, io cosa posso continuare a fianco di questo fuori classe? E niente, 35% Silvestro da Tirano smette anche con l'autoerotismo, anche la manutenzione, basta. Non dice per quanto, però. Vediamo un po', perché forse non l'ho segnato io. Silvestro per 6 mesi. Poi abbiamo Najwa da Savona che ci manderà delle foto ignuda o quantomeno discinte facendo uno spogliarello al 35%, e ancora Max da Varese 35% tiferà Nibali al Giro, probabilmente non lo sopporta, non lo so. E sempre riguardo a fenomeni più o meno televisivi, Alessandra da Anguillara guarderà Lilli Gruber per un mese se la Lega prende il 33%, lo guarderà tutto, compreso il punto di Paolo Pagliaro tutte le sere. Prendiamo la telefonata. Pronto? Sì, ciao, sono Franca da Grado, dal negozio. Ciao Franca. Ciao Franca. Allora la strada che porta, quella bellissima strada che porta a Trieste dal nostro governatore Max, si chiama la strada costiera. Ecco, giusto. Perché non avete tanta fantasia da quelle parti lì? Costiera, no, perché è famosissima. Famosissima, va come sono nazionalisti sti triestini. È un bello. Se la cantano e se la suonano, vedi? È tanto tempo che non vengo da quelle parti, ma tu sei mai stato a mangiare pesce in un casone della Laguna di Grado? No, mi manca. Mi manca perché è un po' lontano. È un po' lontano, Grado. Va bene, ti aspettiamo ancora. Franca, tu lo vuoi fare il voto per il voto? Sai, oggi siamo un po' tristi qua noi in Friuli, perché stamattina ci hanno lasciato un messaggio che ci ha un po' scioccato. Sono cose che in Friuli non succedevano mai. Cosa è successo? Scusami Franca, perché adesso divento serio anch'io. Una bella scrittona sulla parete della nostra sede areana. Ah, e cosa hanno scritto? No, vai a cercartela. Insomma, un'intimidazione, immagino. Sì, che sai, noi siamo ancora un pochino sotto shock. Ah, ok, comunque, ho capito. Speriamo che insomma si limitino alle parole e non solo, che i deficienti che hanno fatto questa scritta vengano anche magari identificati, così da speriamo bene. Grazie Franca, un abbraccio. Ciao. Grazie. Ciao Marco. Ciao. Sì, ricordiamo anche, perché poi te la sera il faceto, che nello scorso weekend a Lecce c'è stata una ragazzina di 17 anni che è stata aggredita da dei cosiddetti antifascisti, talmente antifascisti che hanno menato una ragazzina di 17 anni a Lecce. Quindi insomma questo è un po' il clima, noi cerchiamo di stemperarlo per quello che ci compete, però sicuramente quando si parla di clima pesante insomma siamo i primi a subirlo.
Tornando ai voti per il voto, i più significativi sono Goffredo dalle Romagne, anche lui 30%, voto di castità. Claudio 25%, non lavorerà di sabato, lui la gioca a suo favore, capito? E poi il migliore rimane Guido. Se la Lega prende meno del 25%, telefonerà in radio tutti i giorni per criticare. Ha preso questo impegno e dovrà poi onorarlo, Guido. Tutti i giorni vuol dire tutti i giorni e poi faremo uno speciale Guido. Sì. Esatto. Marco, il mio voto vale solo per una settimana. Allora io ho il mio voto è che se la Lega prende più del 25%, che io sono... Questo è cambiato, perché ieri era diverso. Era se la Lega prende dal 6 o multiplo di 6. Ah sì, 6 o multiplo di 6. E però io registro tutto, Carnelli. Non so, però io sono fiducioso che sarà un bel multiplone. 6, 12, 18, quei sì, numeri lì. 4 volte, un multiplo, 24, 30. Moltiplicato 4. È solo la prima settimana che Rebelot inizierà con orario svizzero alle 16:33. Ah, ok, perfetto. Non montarti la testa. Solo una settimana, va bene, adesso l'ho segnato. Va bene, noi ci fermiamo qui per il momento. Grazie a Maurizio Colombini. Vi saluto, grazie dell'ospitalità. Tra poco il calcio, lo spazio Parlamento e poi Giancarlo Giorgetti, una conferenza stampa da non perdere. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Ciao a tutti, sono Gabriella Monti in diretta da Radio Padania Libera con la trasmissione Mi ritorni in mente. Ci siete? Stupidella, non capisci, lui ti vuole ancora bene. Tesoro, ballando mai baciata, senti stordita, preoccupata. Ogni martedì dalle ore 15 con Gabriella Monti. Baci, bacetti e baciotti. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dalla Paramount Pictures. Come fa un grassottello che viene dal nulla a fare il soulman? Devi diventare chi vuoi essere davvero. Taron Egerton è Elton John! A maggio scopri la sua incredibile storia. La tua musica è sempre così unica. Io non vivo la mia vita in bianco e nero. Rocketman, dal 29 maggio al cinema. Mamma, chi sono io? Tu sei stato un dono. Dal produttore James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia. Non potrei mai mettermi contro nostro figlio. Non è nostro figlio! Anche il male ha il suo eroe. L'angelo del male, Brightburn, dal 23 maggio al cinema. La battaglia è appena cominciata. Ma quanti ce ne sono? 17, e forse di più. Si muovono come un branco. Un solo re salirà sul trono. Rispondono tutti a un capo. Un avversario alfa di Godzilla. Godzilla 2, King of the Monsters. Questo mondo è di Godzilla. Lunga vita al re. Dal 30 maggio al cinema. 01 Distribution presenta In concorso al Festival di Cannes. Faccio nome, Buscetta. Il primo pentito, il primo terribile colpo alla mafia. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Il traditore, un film di Marco Bellocchio, dal 23 maggio al cinema. A maggio. Ti fidi di me? Apri gli occhi e vedrai. Disney presenta. Credo sia tempo di raccontarvi la storia di Aladdin, la principessa e la lampada. Aladdin, dal 22 maggio al cinema. Pubblicità. Piccolo spazio pubblicità.
Wake up everybody, bevi la Coca-Cola che ti fa bene, bevi la Coca-Cola che ti fa digerire, con tutte quelle bollicine. Coca-Cola sì, Coca-Cola a me mi fa morire. Coca-Cola sì, Coca-Cola.
Edson Arantes, Donatimiento, riparte. È proprio lui, in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere! Il calcio, la nostra rubrica sul calcio, anche detta Ezechiela per le ragioni che noi sappiamo, ma ora andiamo a collegarci con la redazione di Carta Canta Web, nello specifico con Alfonso Sciascia. Ciao Alfonso! Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora Alfonso, siamo alla vigilia di questa giornata decisiva. L'Inter è riuscita a complicarsi la vita, quindi dovrà battere in casa l'Empoli. Detta così sembra facile, peccato che l'Empoli ha disperato bisogno di vincere per salvarsi, e se l'Inter è quella con la tremarella che abbiamo visto nelle ultime giornate, insomma è tutto meno che una gara scontata. Poi ci sono le altre, c'è il Milan, c'è l'Atalanta e tutte le altre. Prego Alfonso. Sì, guarda, l'Empoli mi ha veramente impressionato, soprattutto la partita con il Torino. È un Empoli che ultimamente sta giocando, Andreazzoli sta dando veramente un gioco a questa squadra, quindi sarà una squadra sicuramente temibile per l'Inter. Appunto, un Inter spenta, un Inter che ha perso con il Napoli, ha perso male, forse un Inter che si aspettava un Napoli già in vacanza, ma così non è stato, quindi si va incontro a un'ipotetica sorpresa che sarebbe veramente un passo falso clamoroso in casa nerazzurra. Ovviamente però poi ci saranno 2 partite, le partite appunto per la qualificazione Champions saranno in contemporanea, e sia Atalanta che l'Atalanta avrà sicuramente un impegno sulla carta agevole, ma ricordiamo che giocherà al Mapei Stadium, quindi non sarà in casa propria. E, sì, però contro Milan, squadre sia il Milan che l'Atalanta, ora non vogliamo, però sono 2 squadre che non hanno niente da chiedere ormai. Non hanno niente da chiedere, sì, però sono squadre che comunque hanno voglia di fare bella figura. E ricordiamoci anche che l'Atalanta è incappata in un pareggio contro l'Empoli in casa recentemente, quindi mai dire mai. Ovviamente sulla carta l'impegno è agevole, la squadra di Gasperini teoricamente è quella più accreditata per andare in Champions. Parlando di Milan, va a affrontare una SPAL che ha trovato un bomber importante, che è Andrea Petagna, che ha realizzato 16 gol quest'anno, avrà sicuramente voglia di fare bene contro la sua ex squadra del Milan. Il Milan che arriva in buone condizioni, perché al di là del primo tempo col Frosinone dove ha fatto male, nel secondo sono usciti finalmente dei giocatori importanti, vedi Suso e vedi Piontek che è tornato al gol. Sì, per Piontek soprattutto, perché i calciatori, soprattutto quando sono così giovani, hanno bisogno di segnare per segnare, correggimi se sbaglio. Sì, è un Piontek che comunque ha fatto una stagione incredibile. Da sottovalutare anche che senza Piontek il Genoa sta quasi rischiando la retrocessione, quindi secondo me è anche questo un fattore significativo di quanto questo giocatore ha dato al Genoa a inizio stagione. Il giocatore che adesso al Milan sicuramente ha vissuto un periodo di non buono, ma è tornato perché ha fatto un gol che comunque è davvero rapinatore dell'area di rigore, quindi è un Milan che si affida sicuramente a Piontek e su un Suso ritrovato. Ecco, Gattuso è stato possibilista in settimana riguardo una sua permanenza, ha detto ma se dipende da me io resto anche, sono desiderata, appelli più emotivi che razionali secondo te, oppure c'è uno spiraglio per vedere Gattuso che l'anno prossimo in maglia rossonera? Sì, effettivamente le possibilità di vedere Gattuso sono lievemente aumentate, perché vuoi che gli ultimi risultati sono positivi, vuoi che la posizione di Leonardo non è più stabile come lo era qualche giorno fa, perché fino a qualche giorno fa vedevamo un Gattuso quasi certamente via dal Milan e un Lorando confermato. Attualmente Leonardo sembra quasi alla porta, perché ci sono stati contatti anche con il direttore sportivo del Lille, ci sono voci che vogliono altri personaggi candidati a quella posizione, quindi sappiamo che i rapporti tra Gattuso e Leonardo non sono perfetti, quindi o rimane uno o rimane l'altro, mi viene da dire.
Mentre in casa Inter chi ha fatto le valigie è proprio Spalletti, su questo si può dare per certo, è addirittura un po' paradossale, no? È sicuro che lui non ci sarà, mentre di Icardi ancora c'è chi dice che invece potrebbe restare. Guarda, sull'ipotesi che Icardi rimanga all'Inter vedo molto improbabile tutto ciò. È vero che il giocatore ha trovato il gol col Napoli, è vero che molte squadre sono interessate a lui. Questo vociferare appunto del suo approdo alla Juve, bisogna anche vedere chi andrà ad allenare la Juventus, se Icardi può essere un giocatore utile al prossimo allenatore della Juve. E Spalletti sì, è sulla graticola, perché da voci vogliono che Conte, manca solo la firma, quindi non penso anche che con una qualificazione in Champions il futuro di Spalletti ormai è deciso, e Suning punta su un allenatore che può dare garanzie a livello di vittorie, cose che Spalletti, mio parere personale, non è mai stato un allenatore così vincente. Sì, quindi da questo punto di vista c'è un approccio un po' manageriale, no? Da parte della dirigenza dell'Inter. Suning è arrivato a uno step dove vuole incominciare a portare a casa qualcosa, rispetto a un Milan dove Elliott si è insidiato da poco e quindi è ancora in fase di costruzione. Suning è già da un po' appunto a Milano sponda Inter, e quindi vuole incominciare a portare i frutti degli investimenti che comunque ha fatto. Ricordiamo che l'Inter ha fatto degli investimenti l'estate scorsa degni di nota. E quindi questo comincia a entrare proprio in una logica, dicevamo, aziendale, cioè fai degli investimenti poi vuoi avere dei risultati. A volte il calcio però segue fortunatamente altre logiche. Certo, perché poi ovviamente si punterà sicuramente a essere più competitivi in Italia, perché bisognerà vedere la Juve col cambio di allenatore come verrà affrontata la nuova stagione, quindi un Inter che punta a essere protagonista in Italia e spero, diciamo, per loro anche in Europa dopo la partita di domenica. Vedremo poi come andranno queste cose. Nel frattempo noi ti ringraziamo, Alfonso, e ci collegheremo domani ancora con la redazione di cartacantaweb.it. Grazie a voi, buona serata. Grazie ancora ad Alfonso Sciascia. Apriamo un'altra delle nostre parentesi rituali, quella che riguarda lo Spazio Parlamento, l'attività della Lega a Montecitorio. Qui Parlamento. Gentile Ministro, onorevoli colleghi, siamo alle dichiarazioni di voto finali su una riforma centrale e significativa per l'agenda di governo. Siamo alle dichiarazioni di voto finali su una riforma costituzionale, lo dico con una certa emozione, visto che questa riforma va a toccare la lettera della nostra Costituzione. Nei giorni scorsi ho ascoltato con vivo interesse gli interventi che si sono susseguiti in quest'Aula, a partire dagli interventi dei deputati di opposizione. E devo dire che tra le motivazioni giuridiche più o meno valide che sono state addotte, sono state lanciate anche accuse, certe volte anche acriticamente, certe volte anche in maniera aprioristica contro questa riforma, bollandola come una riforma demagogica, una riforma populista, come se votare questa riforma fosse un atto illusorio o un atto ingannevole per la popolazione. Ho sentito dire che questa riforma ci serve per dare una spunta blu in più all'agenda di governo. Ho sentito dire che votare questa riforma significa creare un vulnus per la democrazia. Ho sentito dire che votare questa riforma significa rincorrere l'antipolitica. Ebbene, colleghi, davvero credete che fuori da questo palazzo ci siano milioni di persone che sono disposte a credervi quando dite che tagliare i parlamentari è un atto demagogico? Davvero credete che fuori da questo palazzo ci siano milioni di italiani che sono disposti a credere che tagliare i parlamentari significa creare un vulnus alla democrazia? Davvero credete che non ci siano milioni di italiani che capiscano che tra le vostre motivazioni, dietro le vostre motivazioni, dietro le motivazioni di qualcuno di voi, non si annidi la paura di non essere rieletto in questo Parlamento? Cari colleghi, tagliare i parlamentari non è una rincorsa all'antipolitica,
è una misura di buonsenso finché l'Italia resta il paese dopo il Regno Unito con il più alto tasso di parlamentari su numero di abitanti d'Europa. Tocca a noi anche dare l'esempio, anche essere l'esempio, e l'esempio lo si dà anche quando meno conviene. Perché è vero, diciamocelo apertamente, questa riforma può mettere a rischio la possibilità di rielezione di ciascuno di noi, ma non può essere questo il motivo per votare contro la riforma. Questa riforma va votata perché risponde all'interesse nazionale, che vuol dire tagliare le poltrone, vuol dire ridurre i costi, vuol dire dare l'esempio e riallacciare il rapporto tra eletti ed elettori. Non è la quantità di parlamentari che fa la differenza, è la qualità dei parlamentari. E ciascuno di noi in quest'Aula, di noi che riveste un ruolo dirigenziale di tutti i partiti, da destra a sinistra, deve sentire su di sé la responsabilità di portare in quest'Aula il meglio della società civile, il meglio del mondo universitario, il meglio del mondo studentesco, il meglio del mondo del volontariato, il meglio del mondo imprenditoriale. Questa è la responsabilità che ci dobbiamo assumere. E così, soltanto così, quest'Aula avrà il prestigio che merita, tornerà ad essere riconosciuta dai cittadini e dagli elettori. Allora dobbiamo scegliere quale immagine di quest'Aula dare alle future generazioni. Un Parlamento vecchio, un Parlamento geloso delle proprie prerogative, un Parlamento conservatore, oppure un Parlamento che ha voglia di guardare avanti, che ha voglia di snellirsi senza paura, un Parlamento che si depuri dalle incrostazioni dell'autoconservazione del proprio posto, un Parlamento che riallacci completamente il rapporto tra eletti ed elettori e che stringa un patto che non guardi al passato ma guardi al futuro. Ecco perché questo movimento ha scelto convintamente di votare questa riforma ed ecco perché la dichiarazione di voto è favorevole. Grazie Presidente, grazie Ministro, grazie colleghi. Qui Parlamento. E questo era il nostro spazio Parlamento. Tra poco alla pagina della politica vi trasmetteremo la conferenza stampa integrale che sta terremotando letteralmente la politica. È la conferenza stampa di Giancarlo Giorgetti, in cui si mettono una serie di punti fermi sui rapporti Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini ha rassicurato, il governo non cade, andremo avanti fino al 2023, fedeli al contratto di governo, ma Giancarlo Giorgetti, che di certo non parla in antitesi al pensiero di Matteo Salvini, ha usato termini molto più precisi per distanziare e evidenziare quelle che sono in questo momento le cose che non vanno nella compagine dell'esecutivo. Ma prima di farvelo sentire, domani 23 maggio sarà l'anniversario della morte di Giovanni Falcone e noi lo ricorderemo già a partire da oggi, ma anche domani. Insomma, ci saranno una serie di speciali su Radio Padania. Incominciamo con un qualcosa che rappresenta in questi casi, forse per molti di voi, un ricordo preciso, un ricordo di quelli che restano indelebili. Per chi vi sta parlando, nel 1992 avevo 7 anni e mi ricordo che era successo qualcosa. Non avevo evidentemente tutti gli strumenti per capire che cosa era successo, ma mi ricordo questa faccia con questi baffi che era in televisione, insomma un ricordo ce l'ho. Sicuramente per molti di voi questo ricordo è inevitabilmente legato alla televisione, quella che vi facciamo sentire l'edizione straordinaria proprio del 23 maggio. Del TG1. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a
a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco c'è Salvatore Cusimano, buonasera Cusimano, ecco. Buonasera, vi mando immediatamente le immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso, è andato e ha girato queste scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono tre, sono tutti e tre pugliesi, vi possiamo dire i nomi: uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. Poi ci sono due civili dei quali non siamo in grado di darvi il nome. Ci sono poi 10 feriti, non 20 come sembrava, sono 10, tra cui 2 austriaci che erano qui venuti in Sicilia per una vacanza. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morvillo, Francesca Morvillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe. La dottoressa Morvillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17:55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Ha percorso con le auto di scorta e la sua blindata, condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1000 kg di tritolo che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Raisi hanno dato la notizia dell'arrivo a Palermo del magistrato. Sappiamo già che i sicari c'è stata anche una rivendicazione giunta alle agenzie, si parla di una falange armata, forse sono sciacalli, ma già un'altra rivendicazione dello stesso tenore, alla stessa firma, era venuta qualche giorno fa e preannunciava l'uccisione di alcuni uomini politici, uno dei quali siciliano, Mario D'Acquisto. La croma bianca è praticamente irriconoscibile. Come vedete ci sono auto rovesciate, sono in tutto 7 le auto, tra quelle della polizia, tra quelle di Falcone e quelle civili, che sono state coinvolte e che sono andate praticamente distrutte, un ammasso di lamiera ormai assolutamente quasi irriconoscibile. Abbiamo la possibilità, se la regia me lo conferma, di mandare in onda una brevissima dichiarazione del capogruppo c'è un'interferenza in studio, del capogruppo del PDS Gianni Parisi, che si trovava sullo stesso aereo di Giovanni Falcone e che seguiva il magistrato a breve distanza. Scusami Cusimano? Sì, dimmi. Pronto, scusa Cusimano, il tempo stringe perché abbiamo interrotto la trasmissione, ci risentiamo, magari ci darai queste dichiarazioni fra poco più di un'ora, ci ricolleghiamo in linea notte intorno alle 23. Va benissimo. Grazie. Grazie anche a voi, e avete visto appunto le prime immagini che sono arrivate dell'attentato al giudice Falcone, attentato in cui il giudice è morto. Ci risentiamo più tardi in linea notte intorno alle 23. Buonasera, grazie. E siamo lontani dai tempi dei social, dove queste edizioni straordinarie esistono ancora ma hanno perso la drammaticità che invece avevano nel periodo più analogico. Però penso che sia stato il modo migliore per tornare a quell'emozione lì, per chi l'ha vissuta e aveva l'età giusta per ricordarla, e a partire da quell'emozione nei prossimi giorni cercheremo anche, con approfondimenti in varie parti di palinsesto, anche di tracciare un bilancio dell'eredità di quella lotta alla mafia, di cosa vuol dire la lotta alla mafia oggi, di quali
ombre si nascondono ancora dietro l'attentato a Giovanni Falcone, ombre che poi si riverberano in tante inchieste che sono in corso, una su tutte la trattativa Stato-mafia, ma non è soltanto e probabilmente nemmeno la principale chiave per capire quello che è successo. Lo faremo a modo nostro, lo faremo anche prendendo i vostri contributi e non lasciandoci distrarre troppo dal fatto che ci sono pur sempre le elezioni europee domenica, e questa radio che ha la politica come oggetto principale giustamente si concentrerà sull'attualità, però senza dimenticare anche queste ricorrenze che possono essere significative. Io per oggi vi saluto, ma solo prima di ricordarvi, solo dopo avervi ricordato, scusate, che tra poco vi faremo sentire Giancarlo Giorgetti, una conferenza stampa che ha letteralmente terremotato i rapporti all'interno dell'esecutivo. Il Corriere della Sera titola Giorgetti, l'affondo, così non si può andare avanti, Salvini rassicura, il governo non cadrà. Questo vi basti per capire, insomma, il documento che stiamo per sentire è un documento molto molto importante e soprattutto freschissimo, perché la conferenza si è tenuta ed è terminata davvero pochi minuti fa e noi siamo, penso, una delle poche emittenti che ve la farà sentire integralmente. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 €. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ok, cominciamo perché abbiamo un'ora circa. Poi ci saranno tante domande, credo. Grazie di nuovo per essere tornato dalla nostra sede e fare le dichiarazioni da noi. Le ospitiamo, onorevole, dopo distanza di 2 giorni, delle sue dichiarazioni su giornale La Stampa, che erano molto importanti, che ci davano tanti indizi magari per il futuro del governo, e ci dirà anche oggi onorevole. E lei è considerato come l'eminenza grigia sia per il governo che in generale dell'intero sistema paese italiano. Già nel 2013 fece parte del gruppo di saggi che Napolitano convocò in occasione delle crisi di governo. Lo scorso anno è stato tra gli artefici del contratto dell'attuale governo. Quali sono i motivi che in questi giorni l'hanno spinta a minacciare di staccare le spine e fare crollare il governo del cambiamento? Sono i 5 Stelle a non stare rispettando il contratto, oppure è il contratto stesso ad avere delle lacune che hanno portato all'attuale situazione? Innanzitutto grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Ma non so, io forse vengo un attimino sopravvalutato con questa storia dell'eminenza grigia. Sono semplicemente uno che tende a dichiarare poco e a riflettere abbastanza. E quindi la mia riflessione, che ho detto a voce alta, è semplicemente che se un governo del cambiamento deve fare il cambiamento, deve in qualche modo evitare di vivere in stallo, immobilismo e produrre dei risultati, fare le cose e non farle. Quindi semplicemente questa riflessione alla luce di settimane in cui mi sembra abbastanza evidente che il governo ha avuto qualche problema a produrre risultati. È semplicemente questo. E quindi io non accuso nessuno, tantomeno il Presidente del Consiglio. Dico semplicemente che così non si può andare avanti, semplicemente si può andare avanti dopo finita la campagna elettorale, se si torna a lavorare, se si ritrova affiatamento. Io arrivo dal festeggiamento delle squadre italiane che hanno vinto nella pallavolo tutto quello che c'era da vincere in Europa. Ha parlato un allenatore che quasi quasi voleva ingaggiare a Palazzo Chigi, parlando appunto dell'importanza dell'affiatamento in una squadra, della motivazione di tutti che facciano uno sforzo comune. Ecco, in questo momento questo spirito va chiaramente ritrovato, altrimenti diventa veramente difficile poter lavorare. Io passerei subito alle domande, avrei altre domande, però preferisco lasciare la parola ai nostri colleghi. Costanza, microfono. Costanza. Buongiorno, sono Costanza Rocha di Welt di Berlino. Voi, Salvini è salito sul palco a Milano con alcuni leader dei partiti populisti, sovranisti europei, anche con il leader dell'AfD Meuthen, che ha detto che vuole un'altra Europa, come lo dice Salvini, come lo dice la Lega. Qual è questa Europa, visto che molti degli obiettivi di Meuthen sono diametralmente opposti ai vostri? Per esempio, lui vuole abolire la flessibilità sui conti e altre cose. Ma bisogna capire se è l'Europa che deve decidere sulla flessibilità o no e sulla vita delle persone e delle imprese in ogni singolo paese. Quello che sicuramente contraddistingue chi è salito sul palco a Milano è la volontà in qualche modo di sottrarre a dei soggetti, a degli organismi che non hanno mandato popolare e non sono eletti il potere di decidere su questioni fondamentali. Questo sì. In questo senso il sovranismo secondo me può essere semplicemente letto come la sovranità appartiene al popolo e quindi non in un'accezione negativa come vi sembra in qualche modo venga intesa, ma in realtà è un'accezione molto positiva. Si sente la voce di... Poco? Non è colpa mia, mi sa. È un punto di una cosa che volete cambiare insieme, cioè quello che questa Europa diversa, secondo quello che avete in comune. Sicuramente a nostro giudizio in comune abbiamo che di tutti i trattati che sono stati fatti e che in modo, diciamo così, non molto coinvolgente dei popoli europei possono essere messi in discussione per capire che cosa si può fare ancora assieme in modo positivo e quello che forse è meglio che venga fatto a livello nazionale. È un principio, quello della sussidiarietà, che è un principio, oserei dire, quasi filosofico, che dovrebbe essere ancora oggi, come nel momento in cui è nata l'Europa, applicato al sistema europeo. Alvise? Grazie, sono Alvise Armellini dell'agenzia di stampa tedesca. Io le volevo semplicemente raccontare appunto lavoro per un media tedesco e noi abbiamo avuto grandissima difficoltà a raccontare quello che è successo domenica e lunedì, nel senso che i miei capi a Berlino che dovevano pubblicare la notizia pensavano che fosse semplicemente incredibile quello che è successo con Salvini in diretta TV, i migranti che sbarcavano quando si diceva che non sarebbero sbarcati, lo scambio di accuse tra Toninelli, Salvini, eccetera. Era semplicemente difficile convincere qualcuno in Germania che questo stesse succedendo. Lo capisco bene. Ecco, ci spiega come si può spiegare a un tedesco la situazione attuale del governo? Io capisco che uno straniero, in particolare un tedesco, faccia fatica a capire come funziona la politica italiana. Noi vorremmo una politica italiana più normale.
più normale, che in modo chiaro distingue la responsabilità dalle istituzioni e in cui i politici si assumono la responsabilità di quello che fanno. In questo senso, sembra paradossale, vorremmo un'Italia più europea e forse anche un po' più tedesca. Matti, prego. Buongiorno Presidente, sono Mahdi Nemr della Kuwait News Agency, giornalista egiziano. Li porto dall'altra parte del Mediterraneo, parliamo della Libia e le convergenze, quasi convergenze fra ministri del governo sulla situazione in Libia. Come pensa dal punto di vista, come vede il governo dal punto di vista dell'interesse nazionale, la ripresa degli armamenti dalla Turchia alle milizie in Tripoli e Misrata, e se il governo è unito sulla questa posizione e se è possibile dopo considerare Tripoli o Libia un porto sicuro. Grazie. Innanzitutto tengo a sottolineare che ovviamente per motivazioni di ordine geopolitico e non solo, la Libia per l'Italia rappresenta un paese su cui riservare la massima attenzione. Credo che alla fine la posizione assunta dal governo italiano sia stata una posizione equilibrata. È evidente che in Libia si gioca un braccio di ferro che coinvolge diverse potenze, diverse prospettive di tutto il Medio Oriente, e in cui in qualche modo la Libia è soggetto e oggetto. A noi interessa la stabilizzazione della Libia, questo per evidenti motivi, anche per quanto riguarda ovviamente il fenomeno migratorio. Parliamo con tutte le parti in causa, cerchiamo di esercitare il ruolo che storicamente l'Italia ha sempre esercitato, quello di facilitatore e mediatore delle situazioni. La fornitura degli armi, diciamo che se andassimo a vedere chi fornisce armi a chi in Libia avremmo un quadro abbastanza variegato della situazione. Non credo che le producano da solo in Libia. Prego. Manuel Lanaro, il Fatto Quotidiano.it. Al sottosegretario voglio dire. Ancora. Al sottosegretario sei dappertutto tu, anche alla stampa. Purtroppo. Lei ha detto serve un governo che faccia le cose. Lunedì c'è stato un CDM, il governo si è riunito e non ha deciso. Le chiedo quanto può andare avanti un governo così, con questa elevata conflittualità, se è questo quello che serve al Paese, e se dopo lunedì questa conflittualità tra Movimento 5 Stelle e Lega dovesse continuare, lei è disposto a fare un passo indietro, a lasciare la poltrona di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio? Grazie. Io sono dispostissimo a farlo in ogni momento, nel momento in cui me lo chiedono, due, nel momento in cui non mi ritengo utile nella posizione che ricopero. Questo per quanto riguarda il livello personale. Per quanto riguarda invece il governo in generale, io dico che la stabilità è un valore importante, ma la stabilità non è sinonimo di immobilismo. Quindi la stabilità di governo, anche per i prossimi 4 anni, è una cosa positiva se non sta immobile e fermo sulle poltrone, semplicemente per scaldarle, ma appunto è attento a quello che succede nel Paese. La campagna elettorale mi ha permesso, girando in lungo e largo, di vedere un Paese reale, vivo, vitale, con imprese all'avanguardia, con imprenditori che nonostante lo Stato fanno delle cose incredibili. Ecco, noi dobbiamo essere, come classe politica, classe dirigente, all'altezza di questo Paese reale che sta fuori di qui. Ma oggi ci sarà il CDM? No, oggi credo di no, perché non mi risulta ancora convocato. Credo che prima debbano essere esperiti alcuni passaggi, diciamo così, procedurali significativi. Sono Giselda Vagnoni di Reuters, qui. Volevo chiederle, quando parla di ritrovare l'affiatamento, sui conti pubblici dove cade questo affiatamento? Nel senso, noi siamo un po' confusi perché non si capisce se questo governo in realtà vuole sfondare il 3%, il limite sul debito PIL, quindi l'affiatamento nella sua terminologia cosa significa su questo punto. E poi l'altro, volevo sapere se alla fine per Carige si prospetta una liquidazione.
Allora, per quanto riguarda l'affiatamento, è chiaro che c'è un contratto di governo e ci sono delle priorità abbastanza chiare. Mi sembra di poter dire che la flat tax sia uno dei cardini del contratto di governo, su cui anche il Movimento 5 Stelle, con qualche distinguo, si è espresso in senso favorevole. La prossima manovra di bilancio si deve muovere partendo da questo dato e anche, questo tengo a sottolinearlo, su altre situazioni che non richiedono impatto sulla finanza pubblica, che invece sono attese moltissimo dagli operatori economici. Parlo della sburocratizzazione e della semplificazione della vita delle imprese. Per quanto riguarda Carige, non si offenda, non offendetevi, ma la questione è così delicata che non è il caso di... Credo che chi deve seguire la vicenda la sta seguendo nei dovuti modi. Decisivo è anche l'atteggiamento da parte della Commissione europea in proposito. Buongiorno, Annalisa Fantilli, Renewsa. Eccomi. Vorrei chiederle se dopo la sua intervista alla stampa vi siete visti, sentiti con il Premier Conte, vi siete chiariti, e poi se secondo lei dopo le elezioni può andare avanti questa squadra di governo, cioè con questo Presidente del Consiglio, questi ministri. Allora, prima di tutto c'è un detto nello sport che la squadra vincente non si cambia. Io penso che questo anno, al netto degli ultime 3 settimane, questa squadra di governo, in mezzo a tante difficoltà e anche alle difficoltà di tante persone che si sono sperimentate per la prima volta nel ruolo, abbia fatto bene. E tanto è vero che i consensi popolari erano assolutamente sorprendenti e ben al di sopra del consenso che nutrono molti governi in giro per l'Europa. Certamente nelle ultime 3 settimane qualche cosa non ha funzionato, tanto è vero che mi sembra che anche nei sondaggi questo viene percepito, è la conferma un po' di quello che sostengo io. Per quanto riguarda la famosa intervista alla stampa, io non so, poi è chiaro che lo dico ad esempio ai vostri colleghi tedeschi che fanno fatica a capire, ma io ho detto semplicemente che il Presidente Conte è un Presidente non politico, è un Presidente tecnico, che B è espressione del mondo dei 5 Stelle, eppure questo è vero. Terzo, non è un'accusa, è una constatazione. Anzi, il Presidente del Consiglio non deve essere super partes è il Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio è un ruolo politico, che rappresenta una parte politica, rappresenta una maggioranza politica, quindi per definizione di parte. Quindi io né l'ho accusato né l'ho in qualche modo rimproverato di questo. Mi sembra una cosa assolutamente naturale. Io al governo cerco di servire il mio paese con lealtà, dovere, tutto quello che ovviamente implica il giuramento, lo faccio nell'interesse di tutti gli italiani, ma sicuramente con le idee della Lega, perché sono l'espressione della Lega e lì porto questo tipo di contributo. Grazie. Gustav? Gustav Hofer, Arte TV franco-tedesca. Qual è la percentuale che si aspetta alle elezioni di domenica? Seconda domanda, ha seguito lo scandalo in Austria della FPÖ, che fa parte della vostra famiglia politica in Europa. Quanto pensa che vi potrà danneggiare, e ci sono stati incontri simili come con la FPÖ nel mondo della Lega? Allora, partiamo da questi due qua. Allora, per quanto riguarda i incontri simili con i russi, visto che non è il caso di usare questo termine, lo dico io ho notoriamente una posizione di un certo tipo, anche all'interno del mio movimento politico, non mi risulta assolutamente. Secondo, quello che succede fuori dall'Italia sembrerà strano o no, nell'opinione pubblica italiana conta praticamente nulla, e quindi non penso che ci siano ricaduti di questo tipo. Per quanto riguarda le attese che abbiamo in termini di consenso, sicuramente noi ci aspettiamo di avere un aumento di consensi rispetto a quello che abbiamo ottenuto l'anno scorso alle elezioni politiche, semplicemente perché pensiamo di aver lavorato bene, di aver fatto dei risultati. Non credo ai mirabolanti sondaggi che sono stati fatti circolare e che in qualche modo ci vedono proiettati a percentuali che soltanto la Democrazia Cristiana ha conosciuto in questo paese negli anni 60, perché il paese è fatto in un certo modo, e quindi aspettiamo serenamente il responso. Certo, se non prendiamo i voti che abbiamo preso un anno fa, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa e dovremo fare un esame di coscienza.
Grazie. Cristian? Cristian Bama della Reuters qua. Volevo tornare sulla questione di 3% perché mi sembra interessante sapere se veramente lei pensa che sarebbe buono per l'economia italiana, come ha detto Salvini, di forse ignorare o rompere questo tetto di 3%, o se è una cosa che si dice soltanto durante la campagna elettorale. E poi volevo sapere, secondo lei questa elezione sarebbe una delusione per la Lega se non riuscite a rompere la soglia di 30%? Avete un'idea di quale sarebbe un bel risultato per voi? Grazie. Allora, per quanto riguarda il 3%, a me viene da sorridere parlare di un numero che di fatto non esiste neanche più per la Commissione europea. Esisteva magari 10-15 anni fa, adesso si parla di altri indicatori e di altre valutazioni. È chiaro che nel momento in cui si fa una rottura di quelli che sono gli obiettivi concordati o definiti, che sono ben diversi dal 3%, dipende dalla qualità con cui si rompe questo tipo di vincolo. E tutti gli osservatori internazionali, non soltanto la Commissione europea, ma anche il Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE, eccetera, 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 valutano diversamente se uno fa certi tipi di interventi di spesa o di assistenza rispetto al fatto che promuove lo sviluppo. Credo, noi assolutamente siamo convinti che sia il momento di promuovere lo sviluppo in questo paese, e non solo in questo paese, direi in tutta la vecchia Europa. Per quanto riguarda l'obiettivo del 30%, se facciamo il 30% vi offro champagne a tutti il giorno dopo. Mi sembra un qualche cosa che insomma, no, un obiettivo ambizioso, ecco. Sì, no, prendete tutti i nomi, facciamo. Adesso è Ramadan, magari non champagne. Vabbè, io questo onestamente. Secondo me è più vitale e produttivo, di gente che magari lavora 15-16 ore al giorno e si è stufato un po' del sistema che vuole cambiare. Noi questo ce lo portiamo dietro come DNA e lo sentiamo come grande responsabilità. Tom, prego. La prima domanda, scusi, me la sei suggerita. Ma infatti la domanda era totalmente, cioè è una cosa che l'Italia non vuole uscire dall'euro e gli altri non vogliono farci uscire dall'euro, quindi la sua domanda ha una risposta doppiamente no. Tom. Eccomi, sono Tom Kington del Times di Londra. Visto questa popolarità della Lega e Salvini in quest'anno che è cresciuto molto, volevo chiederle di fare un elenco delle 3-4 cose che sono i fattori in questa crescita di popolarità in ordine di importanza. A proposito, visto che lei è un giornalista, vi collego alla prima domanda. Ad esempio, la Lega firmerebbe assolutamente, avrebbe votato quello che gli inglesi hanno rifiutato, cioè la piattaforma trattata dall'ex premier inglese che ha generato la Brexit. Quella potrebbe essere un'ottima base di discussione per una nuova Europa, e il fatto che l'Europa abbia offerto al Regno Unito questa possibilità significa che si può fare, e si può fare anche alla luce delle regole esistenti. Al netto di questo, perché Salvini ha fatto successo? Primo, perché ha dimostrato per la prima volta in questo paese di avere il coraggio di decidere, sfidando qualsiasi resistenza, e sull'immigrazione ha prodotto risultati. E dopo tanto tempo gli italiani hanno individuato un politico in grado effettivamente di fare quello che prometteva. E questa è una prima dimensione. La seconda dimensione è che sicuramente la Lega si è messa in sintonia con quello che è il sentimento diffuso della gente normale. E Salvini ha una capacità di comunicazione impareggiabile, a mio giudizio, naturalmente, in questo momento nel contesto politico italiano. Terzo, ha costruito il suo consenso, esattamente come è avvenuto in altri contesti, faccio riferimento agli Stati Uniti, non transitando da quelli che sono i mezzi di comunicazione tradizionali, ma sfruttando appieno quello che sono le forme
soprattutto il web, che permettono di arrivare senza intermediazioni direttamente alla gente. La 7. Salvatore Gulisano, Piazza Pulita, la 7. Allora, lei ha detto che è scontato parlare di Conte come un premier di parte, nel senso che comunque, essendo diciamo, stato espressione dei 5 Stelle, diciamo, è una cosa scontata. Perché allora il Presidente del Consiglio le ha risposto dicendo che sono gravissime le sue parole quando parla di imparzialità? E poi volevo chiederle, i 5 Stelle hanno presentato la fase 2 del governo e non del Movimento 5 Stelle, in cui non c'era il capo del governo, mancavano la metà dei ministri, cioè quelli della Lega. Questo quindi che vuol dire? Che ci si prepara a una divisione dopo le elezioni, che ci si prepara, cioè è un modo per cercare uno scontro con la Lega, una risposta anche alle sue parole di accusa a Conte, ecco. Ma allora, torniamo con questa accusa a Conte, ma non c'è nessuna accusa a Conte. Cioè, io sono sottosegretario alla presidenza, ma sono espressione della Lega, e lui è espressione dei 5 Stelle, come Salvini è espressione della Lega, come Di Maio è espressione dei 5 Stelle. Cioè, fortunatamente abbiamo avuto governi in Italia che non è l'espressione di nessuno. Invece qua siamo espressioni di elettori che ci hanno votato. Punto. Quindi poi in un governo ci sono diverse sensibilità che in un governo che funzioni affiatato si miscelano in una chimica che produce dei risultati. Quindi in una intervista più ampia c'era questo passaggio, anzi io ho parlato degli sforzi di mediazione che, pur avendo questo tipo di provenienza, Conte cerca di fare. Siamo arrivati però in un momento in cui questi sforzi di mediazione in epoca normale sono coronati di successo. In campagna elettorale oggettivamente no. Perché? Perché non c'era neanche un momento fisico in cui i due leader si incontravano, e questo secondo me non va bene. Si sono incontrati finalmente al Consiglio dei Ministri lunedì, non hanno concluso l'iter dei provvedimenti, ma almeno ne hanno discusso e quasi arrivano a una soluzione. Magari nelle prossime ore avremo soluzione. Quindi che poi ci siano tutti i retroscena possibili e immaginabili, io mi ritrovo tirato di mezzo in mille ipotesi. Un giorno faccio il commissario europeo, un altro giorno faccio il Presidente del Consiglio, cose che non ho mai pensato e siccome non leggo i giornali mi riferiscono. Cosa vi posso dire? Più che rimanere sorpreso non posso. Se il Movimento 5 Stelle lancia oggi la seconda fase, benissimo, la lanceremo anche noi. Poi naturalmente un governo presuppone una maggioranza e presuppone una miscela e una chimica che dovrebbe trarre ispirazione appunto dal contratto di governo che abbiamo stipulato un anno fa, in cui, per inciso, c'è anche questa questione dell'autonomia che noi consideriamo e continuiamo a considerare come un dato centrale. Poco prima di entrare qua Luca Zaia me l'ha fatto ben presente, ma su questo argomento vorrei dire che non è una rivendicazione della Lega, non è una rivendicazione dei governatori del Veneto e della Lombardia, è l'espressione democratica attraverso referendum regolarmente tenuti in Lombardia e in Veneto, e quindi chi ha rispetto alla democrazia deve avere rispetto di questo tipo di esito. Prego. Buongiorno, Camilla Corsi, Radio... C'era un altro collega prima. Bonjour, Anne Lunière, Radio France Internationale. Ho due domande. La prima... francese. No, siamo qui. La prima riguarda i suoi sentimenti, si parla così dei sondaggi ufficiosi, no, sul fatto, secondo lei, la presenza di Marine Le Pen in Italia aiuta Matteo Salvini in Italia? Pongo questa domanda perché poco fa l'ho sentito dire che tutto sommato gli italiani non riguardano tanto ciò che succede all'estero e Marine Le Pen è francese. Questa è la prima domanda. La seconda è molto, diciamo, pratica, logistica. Era per sapere, nel caso in cui la Lega arriva come il primo partito il 26 maggio, dove potrebbe essere Matteo Salvini il 26 sera notte, fino a quando è sveglio, e il 27 maggio. La ringrazio. Allora, per quanto riguarda la presenza di Marine Le Pen, io semplicemente penso che all'universo degli elettori non interessa. Poi ci sono i tifosi
contro e tifosi per, che trovano buone ragioni per essere contenti o in qualche modo angosciati della vicenda. Però nell'opinione pubblica italiana, secondo me, lo ribadisco, l'ho detto prima, quello che succede all'estero tendenzialmente. Dove sarà la notte del 26 maggio Matteo Salvini? Secondo me mangiarsi una pizza insieme a qualcuno di noi e commentare i risultati in modo... Milano. Normalmente, allora, so che si ricorre al take away, cioè arriva qualcuno con una montagna di pizze. Non lo so, credo Milano, più o meno vicino a casa. Buongiorno, Camilla Corsi, Radio Birichina. Volevo sapere, tornando all'Italia, che è un argomento forse piace di più, però è anche una rilevanza europea. Lo SPRAR ha dato ragione a Mimmo Lucano il TAR sui finanziamenti agli SPRAR. Volevo sapere se è torto al Viminale. Volevo sapere se questa è una sconfitta per Salvini o la riguarderete. No, dico semplicemente che i TAR decidono tante cose in Italia, sono dei giudici amministrativi, si rispettano le sentenze anche se non le si condividono, c'è poi anche il Consiglio di Stato, non c'è solo il TAR, ci sono diversi gradi di giudizio. Io penso che il Ministro dell'Interno siano convinti del loro operato, però se il TAR ha disposto così, in qualche modo in questa fase lo rispettiamo, ci sarà probabilmente anche un ricorso in secondo grado rispetto a questa decisione. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Luca, prego. Buongiorno, Luca Steinman del Corriere del Ticino. Io volevo chiederle a proposito di una sua predisposizione a dialogare con i conservatori europei al di fuori del vostro gruppo. Per esempio in Germania vi sono diverse anime dei cristiano-democratici che sono critici nei confronti del corso che c'è stato finora con la Merkel. È possibile che una volta che la Lega arrivi così forte a Bruxelles, come probabilmente sarà, si apra un nuovo dialogo e vi sia uno sdoganamento con i partiti di popolo mitteleuropei? Non soltanto è possibile, io direi che è anche opportuno. Proprio per le motivazioni che dicevo poc'anzi, cioè la politica è un principio di realtà, è fatta da rapporti di forza e da situazioni di consenso. Un anno fa in questa sala nessuno avrebbe pronosticato, un anno e un mese fa nessuno avrebbe pronosticato un governo 5 Stelle Lega in Italia. Poi si è fatto perché il popolo ha dato la forza a queste due forze di poter fare un governo di questo tipo. Io non so che cosa verrà fuori in Europa, è particolarmente complicato l'arrecchino, il mosaico
Vedremo. Oggi credo che la soluzione più scontata dai sondaggi o da altro sia la riedizione della grossa coalizione allargata varia in arroccamento. Può darsi che venga fuori qualche cosa di diverso. Io credo che l'esperienza italiana testimoni il fatto che tutto può essere, e saranno semplicemente le volontà espresse dagli elettori a determinare gli equilibri. Anche la partecipazione al voto, che credo che questa volta sarà determinante sia per l'esito sia per la significatività dei consensi. Si parla tanto del rinnovamento dei commissari nell'Unione Europea. Lei ha mai pensato di avere un ruolo del genere? No, mi avete dato il suggerimento voi giornalisti quando non so chi l'ha scritto, e poi per 2 giorni è apparsa sul giornale questa notizia che io avrei l'ambizione di fare il commissario europeo. Io non ho ambizione proprio di fare niente. Chi mi conosce sa che io non ho mai avuto ambizione per fare nulla né a spintonare a fare alcunché, anzi tendenzialmente tendo a evitare gli incarichi. Sicuramente il governo italiano dovrà cercare di esprimere non tanto una persona quanto una posizione un po' diversa rispetto a quella che ha tenuto negli ultimi anni, che oggettivamente non è servita a nulla agli interessi nazionali. Quindi ci sono dei commissari che sono strategici per gli interessi nazionali e indipendentemente da chi ci va a ricoprirlo, noi dobbiamo cercare di portare a casa questo. Grazie. Annalisa Perra, l'aria che tira la 7. Allora, qualora dovesse la Lega prendere il 30% e lei qui sarà lunedì a offrirci dello champagne. No, abbiamo detto ho finito il Ramadan perché sennò qua. Ecco, comunque un risultato migliore anche del Movimento 5 Stelle. Qualora questo dovesse accadere, che ripercussioni ci sarebbero sul governo in termini e di poltrone e di temi? Allora, per quanto riguarda le poltrone, io penso che sia, questo posso dirlo sicuramente per Salvini, ma altrettanto sicuramente posso dirlo anche per Di Maio, delle poltrone, del rimpaste, di questi termini qua da Prima Repubblica non gliene frega proprio niente a nessuno, proprio zero. Chiaramente, secondo me, perché è giusto fare così, uno vede il consenso, capisce chi ha sbagliato, dove si è sbagliato e si cerca di correggere per migliorare. Naturalmente se questo tipo di analisi e riflessione critica può essere fatta serenamente, produce un risultato. Se parte una dinamica di gelosie, ripicche e vendette, a quel punto non ha senso. Ma non ha senso nell'interesse del paese, perché noi siamo il governo per fare l'interesse degli italiani, mica il nostro. Giulia, sono qui. Sono Giulia Sangiovesta, Romania. Se la Lega con Salvini arriva al plebiscito, io dico 50-60%. I plebisciti in Italia li hanno fatti per finta all'epoca dell'unificazione nazionale, poi non allora, cosa cambia in Europa e cosa cambia in Italia? Cioè, da sola la Lega si arriva. Grazie. Come ho detto, il plebiscito è non si sa mai, no? Se si arriva a un consenso importante per Salvini, è chiaro che per lui e per il tipo di politica che sta portando avanti diventa un punto di riferimento anche per il resto d'Europa. Lo ribadisco, non tanto, ma per un dato di fatto, cioè l'Italia è un grande paese, con tutto il rispetto non è un paese medio-piccolo in cui pur questi fenomeni sono verificati. E l'anomalia di un governo, chiamiamolo come vuole, populista a vario titolo, che per un anno ha governato un grande paese europeo con successo e consenso, rappresenta, tra virgolette, un pericolo per un tipo di assetto europeo che si sembrava inesorabilmente consolidato. È chiaro che se arriva il plebiscito, in qualche modo, come ci insegna la politica, Salvini avrà l'onere e l'onore di dover interpretare un ruolo addirittura superiore a quello che oggi ha, anche nei confronti in Europa. Prego. Avrei una domanda e un chiarimento. Alessandra Sardoni, sempre della 7, oggi siamo rappresentati, telegiornale. Il chiarimento riguarda un'affermazione che ha fatto poco fa dicendo che la bozza che è stata offerta al primo ministro britannico per la
Brexit, la bozza di accordo con l'Europa, lei ci metterebbe la firma. L'ho sempre detto. Ma quale esattamente, quale delle varie ipotesi? L'ultima? Quella che è stata sottoposta. Io ho sempre detto, lo dico così per far capire, se io fossi stato in Inghilterra, a Southampton, nella mia Southampton, avrei pensato che forse mi portavo a casa un buon deal, ok? Se dovessero presentarlo a me e io fossi, non dico il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, non lo so, firmo subito, perché penso che sia ma anche per spiegare con un esempio concreto come qualcosa che è stato negoziato, offerto e firmato dalla Commissione europea possa immaginare un'europa diversa. Però è un'uscita, è comunque un'uscita dall'Europa. Ma non è, scusate, no. Se dice Brexit. Sta parlando di Cameron. Certo. Ma di questo devo parlare che cosa, scusate? Se fossi io. No, ho detto, se fossi uno di Southampton e mi avessero chiamato a votare al referendum sulla Brexit, avrei pensato, bravo Cameron, un buon risultato, e avrei votato contro la Brexit per quel risultato lì. Allora, se mi offrissero a me italiano quella proposta che fu fatta a Cameron, io l'accetterei, punto. Vabbè, adesso è più chiaro. Per spiegare che evidentemente ci sono degli assetti che si possono negoziare e che non prevedono il non si può. Si può, naturalmente, fino a un certo punto, che è il massimo che credo che si potesse offrire. E che... Scusami, questo qui era il chiarimento che chiedevo, è chiaro. No, la Lega non ha votato niente perché non votiamo. Io le ho detto, siccome voi mi chiedete di essere franco e diretto, e io sono franco e diretto, e vi prego di interpretare quello che dico e non altro, vi ho detto quello che avrei fatto io se fossi stato a Southampton quel giorno lì. Quindi che avrebbe votato contro. No, questo era il chiarimento, scusi. Perché quelle mi sembravano delle condizioni molto interessanti. La cosa che volevo chiederle invece riguarda sempre il rapporto con gli alleati, il fatto che il Movimento 5 Stelle sta cavalcando moltissimo la questione della corruzione, dipingendosi come l'unico argine alla corruzione e avendo già messo dei paletti anche sulla questione del sottosegretario Rixi se dovesse essere condannato dopo il voto. Allora le chiedo come dopo il voto, perché le sue vicende processuali saranno chiarite dopo il voto. Volevo chiederle se questo tipo di rappresentazione e anche l'atteggiamento che ha in generale il Movimento 5 Stelle giustizialista, per semplificare, crea problemi alla Lega e anche dei problemi di rapporti anche umani su questo fronte. Ma allora che il giustizialismo sia parte del DNA del Movimento 5 Stelle è fatto non nuovo, e loro hanno deciso di fare la campagna elettorale su questo. Ci può anche stare, quello che non ci sta è una serie di accuse a ripetizione a destra e a manca che oggettivamente qualche problema di tipo personale poi alla fine lo possono causare. Poi è un loro investimento politico aver fatto la campagna elettorale su questo è un dato di fatto. Buongiorno, sono Rachel Donadio, adesso per The Atlantic. Yes. Immigrazione è una delle questioni chiave che ha portato la Lega da 4% a 30%. Lei che viene da Lega da sempre, vede un po' una tensione dentro il partito tra i vecchi leghisti, e quelli nuovi come nel Partito Repubblicano negli Stati Uniti dopo Trump. E poi lei personalmente, cosa dobbiamo capire di lei? Lei condivide la retorica di Salvini su questioni di immigrazione o è un po' preoccupato anche personalmente su un clima di odio un po' che si è sviluppato in questo paese ultimamente? Grazie. No, io penso che Salvini sull'immigrazione abbia fatto esattamente quello che volevano gli italiani e ha raggiunto dei risultati talmente significativi che almeno nei sondaggi un incremento di consensi lo registrerà soprattutto per questo motivo, come ho spiegato prima. La retorica dell'odio io francamente non la vedo, se non nella retorica mediatica, perché il popolo italiano anche al nord non ha mai reso il protagonista di episodi e questo è un paese alla fine accogliente che richiede però delle norme e il rispetto delle regole, e quello che ha fatto Salvini è cercare di farla diventare l'Italia un paese normale anche in questo, regole che vengono fatte rispettare.
Io davanti a lei c'è un suo collega svizzero dove le regole vengono fatte rispettare e nessuno accusa il governo di essere razzista. Ecco, punto. Allora, l'Italia deve diventare un paese serio, in cui chi arriva qua rispetta le regole che ci si è dati. Diritti e doveri. Purtroppo la retorica è quella soltanto di diritti e pochi doveri. Questo è un altro tipo di problema, nel senso che la vecchia Lega aspetta con impazienza l'autonomia e chiaramente se il governo del cambiamento su cui si è impegnato anche su questo tema non arriva una risposta, la vecchia Lega, ma dico la Lega anche di Zaia, si spazientisce, ma tutti quanti ci spazientiamo onestamente. Ma perché? Perché non è una risposta alla vecchia Lega, ma è semplicemente mantenere il rispetto degli elettori che a milioni sono andati a votare per chiedere questa autonomia, che non è qualcosa che rompe l'equilibrio costituzionale, ma è ampiamente previsto dalla Costituzione, e tant'è vero che quei referendum sono stati tenuti proprio in chiave istituzionale. Claudio? Sì, salve, sono Claudio Bustaffo della Radio Svizzera. Lei prima ha detto che la Lega rappresenta il ceto produttivo dell'Italia. Voi siete al governo da un anno, però i numeri non vi stanno dando ragione. A seconda delle previsioni l'Italia crescerà o dello 0,2 al massimo o addirittura dello 0, quindi rimarrà ferma. Quindi agli imprenditori, al popolo produttivo in particolare del nord, ma non solo, insomma, come rispondete? Anche perché al di là delle questioni sul decreto famiglia e sicurezza ci sono i conti che non tornano. Tria vi ricordo ogni tanto che ci sono vari miliardi da recuperare. Ormai il tempo è agli sgoccioli, perché a ottobre è qui un attimo. Mi permetto solo un'altra cosa: lei è stato braccio destro di Bossi, è stato braccio destro di Maroni e lo è anche con Salvini, ha un'esperienza anche come commercialista, tant'è che più volte è stato presidente della Commissione Bilancio della Camera, quindi è rinomatissimo. Chiedevo quindi una sua opinione sulla questione dei 49 milioni di euro che mancano alla Lega, se per caso lei ci può dare delle indicazioni dove sono finiti, insomma. Grazie. Assolutamente sì. Quando lei che fa riferimento ai commercialisti si rivolga ai revisori dei conti, certificatori di bilancio, che dal momento in cui la gestione Maroni ha preso il partito e in cui c'erano 49 milioni, hanno certificato tutti i bilanci, sono regolarmente documentati, sono anche pubblici. Certo, le inchieste possono proseguire anche per decenni e quindi la retorica delle domande può proseguire per altri decenni, però i bilanci sono pubblici, certificati. E dico anche questo: quando c'è stata l'inchiesta, la famosa inchiesta, c'era la procura che tutti i giorni accedeva a quei documenti, quindi mi sembra strano che qualcuno facesse sparire 49 milioni, non si sa bene, in Russia, in Lussemburgo, chissà dove, con la procura in casa che controllava esattamente tutti i giorni quello che facevano gli amministratori. Finirà anche questa, diciamo così. E per quanto riguarda invece i ceti produttivi del nord, io penso che innanzitutto l'economia non è che va bene non solo in Italia ma in tutta Europa, quindi bisogna fare anche dei confronti relativi. Quello su cui insistiamo noi è che dobbiamo permettere a queste capacità, a questo estro, questa capacità di lavorare degli imprenditori italiani di potersi esprimere compiutamente. E questa è la filosofia per cui noi, ad esempio, sui vari decreti, sblocca cantieri, crescita e quant'altro, abbiamo un atteggiamento molto in spinta rispetto a questo tipo di liberazione delle energie positive del Paese. E speriamo che nella fase 2 del governo questo tipo di impostazione in qualche modo venga declinata e venga accolta, perché l'Italia è un grande paese, la seconda manifattura d'Europa, credo che non abbia da prendere lezioni da nessuno. Certo, la sovrastruttura della pubblica amministrazione e la burocrazia deve cambiare, noi vorremmo cambiarla, l'ho detto prima, fa parte di quegli interventi a costo zero che invece possono cambiare radicalmente la vita agli imprenditori. Allora, abbiamo altri 5 minuti, se non c'è nessuno che non ha mai fatto domanda, passo parola di nuovo a Tom. Ok, Tom. Eccomi di nuovo. Eccomi qua. Tom Kington del Times di nuovo. Parlavo prima di la possibilità di ottenere commissari al Bruxelles strategicamente importanti. Volevo chiedere quali. E seconda domanda, prima ha elencato le ragioni per la popolarità di Salvini, citando 2 volte
comunicazione, che vuol dire social media, che vuol dire Facebook. Quanti punti di popolarità può aggiungere un forte strategia su Facebook come ha fatto Salvini? Allora, per quanto riguarda questo aspetto, lei chiede una cosa a uno che non ha anche Facebook, non ha Twitter, non ha niente, non ha i social e quindi potrebbe produrre effetto zero. Però mi sono accorto che invece in tantissimi vivono su queste cose qua, tutto il resto, tutta la giornata è vissuta su questi elementi, quindi l'informazione non arriva dai giornali e neppure dalle televisioni. Le televisioni le vedono, ho scoperto, sempre così, sempre sento dire che le vedono quelli da 60 anni in su, mentre quelli da 40 anni in giù non leggono i giornali e vivono solamente su Facebook, Twitter e così. Quindi se tu non riesci ad arrivare a questo pubblico in quel modo lì, non ci arrivi, non ti vota nessuno. Ad esempio io non arrivo su quel pubblico lì, non mi voterebbe nessuno. Però quanti punti può valere? Non lo so. A me sembra che Trump ha vinto gli Stati Uniti grazie a questo, non ad altro. Cioè per primo ha sfruttato, oserei in modo metodico, questi strumenti di comunicazione, arrivando dalla gente che invece al circuito informativo tradizionale in qualche modo non arrivava. Quali sono i commissari più importanti? No, adesso qua se vi dico qualche commissario poi dite che lo dice perché lo vuole fare lui, quindi però no, ci sono le commissioni economiche, ce ne sono 2 o 3 o 4, sono quelle su cui secondo me l'Italia dovrebbe fare una partita. Costanze? Eccomi, anche io di nuovo mi leggo all'inizio. Voi rischiate di fare il plebiscito appunto in Italia, noi rischiamo il champagne e tutte queste cose, però comunque diciamo, la divisione, la distribuzione del potere nell'Europarlamento sarà tutto un altro, dove sarà forte il PPE, dove saranno i socialisti e tutti i partiti del range tradizionale, chiamiamoli così. Tutti questi cambiamenti, come li volete portare avanti se siete in una minoranza abbastanza forte? Perché le previsioni, i sondaggi prevedono questo. Allora, ci sono 2 possibilità, ovviamente, avere i numeri per contare nel Parlamento europeo, secondo dare un segnale, una sveglia a quelli che diciamo pensano che non cambi e non possa cambiare nulla. In questa seconda ipotesi, che probabilmente è quella più verosimile o realistica, io prima ho parlato del termine arroccamento, non so se tutti riescono a tradurlo esattamente. L'arrocco è quello che chiuso nel castello dice io nel castello continuo a comandare io, magari invece di in 2 o in 3 siamo in 4 o in 5, non cambiamo niente, continuiamo ad andare avanti così. Il fatto di continuare ad andare avanti così però non significa che tra qualche anno le cose possono cambiare, ma cambiare anche in modo, diciamo così, a questo punto veramente rivoluzionario per quanto riguarda l'Europa. Io penso che i segnali che arrivano non possano, diciamo ovunque in Europa, non possono essere liquidati con un'alzata di spalle, e tutti quanti mi rendo conto che è tremendamente difficile, perché le regole che si è data all'Europa dell'unanimità per cambiare i trattati è tale per cui cambiare i trattati diventa quasi impossibile adesso, rispetto al fatto che sia in 27 o forse in 28, perché non ho ancora capito bene alla fine quanti saremo nel Parlamento europeo. Quindi il significato politico, al di là del peso, è qualcosa che comunque deve essere considerato, a mio giudizio. E tutti quanti coloro che ad esempio tutta la retorica in termini di austerità vedo che sta rapidamente anche cambiando in termini di approccio. Perché cambia? Perché evidentemente si è preso atto che un certo modo di interpretare, di leggere o di prescrivere non produceva gli effetti sperati. Quindi le cose cambiano e in qualche modo bisogna anche cambiare il tipo di risposte che si danno. Io ho sempre detto, e lo ribadisco, i trattati che sono stati sottoscritti da Maastricht a Schengen fanno parte tutto di un mondo che è molto cambiato. La globalizzazione, le migrazioni, l'entrata sulla scena mondiale della Cina hanno cambiato i termini della questione. Invece di essere in 12, in 15, siamo in 27 o 28. Quei trattati scritti in quelle epoche probabilmente meritano una revisione. Saremo all'altezza di cambiare in modo intelligente questi trattati? Non lo so. Noi daremo ovviamente il nostro contributo con le nostre idee.
Allora, ultime tre domande facciamo. Ok. Sorrentino, per l'agenzia Dire, sarebbe disponibile a guidare un governo dopo le europee qualora quello attuale entrasse in crisi? No. No, deve rispondere? No, ho detto no. Ah, ok. Non ho sentito così veloce. Vabbè. Salve di nuovo. Torniamo al Golfo del Persico, il Golfo Arabo. Adesso c'è un'area di crisi e grande attenzione. Come pensa l'Italia di questa attenzione fra gli Stati Uniti e l'Iran? C'è la possibilità che scoppia una guerra, secondo lei? Vorrei rispondergli in termini perentori come ho risposto prima, e invece non le rispondo in termini perentori, ma qualche problema sicuramente, qualche dubbio, qualche timore ce l'avrei. Beh, l'interesse italiano, noi siamo alleati storici degli Stati Uniti, ma come lei certamente saprà abbiamo anche nei confronti dell'Iran uno storico, oserei dire, quasi legame per tanti motivi, quindi abbiamo forse una sensibilità di tipo diverso rispetto agli altri. Quello che ho detto prima lo ribadisco adesso: l'Italia, come è noto, non è una grande potenza, ma ha sempre esercitato un ruolo in qualche modo di facilitatore o di dissuasore, e questo dovrebbe continuare a fare anche in quello scenario. Lo sta facendo? Non siamo ancora all'altezza di quel compito, ce la mettiamo tutta, nel senso che serve avere anche delle figure riconosciute a livello internazionale per fare queste cose. Alvise, Sì, sono di nuovo Armelini, agenzia tedesca. Ma quante sono queste domande? Erano 5, 3, 4. No, perché mi dicono, Ci siamo. mi dicono no, dalla stampa estera, perché lì sono seri, rispettano i tempi, poi qui fanno come gli italiani, 5, 3, 4, 2, poi continuano. così più di questo diventa stupido. Guarda, quanti siamo veloci. Vado, passa il dolore. L'ultima volta che è venuto qui a dicembre ci aveva detto, forse un po' scherzando, che lei fa quello che a Salvini fa un po' schifo fare, cioè stare nel palazzo e risolvere problemi. La domanda è: passati 6 mesi, pensa che Salvini sta diventando un po' più un politico di palazzo o rimarrà sempre un politico, diciamo, da strada, da combattimento? No, secondo me la sua natura è come se prendete una tigre e la mettete in gabbia. No, la sua natura non è di politico di palazzo, non c'è niente da fare, nel palazzo non ci vuole stare. Questo è un pregio e un difetto? Ma fino adesso è stato un pregio. Quello che sicuramente manca alla politica italiana, e lo ribadisco qui perché l'esperienza della campagna elettorale di queste settimane questo mi ha suggerito, dovremmo prevedere una specie di formazione continua per i politici, obbligati il lunedì ad andare nelle aziende, nelle fabbriche, a vedere cos'è l'Italia vera, l'Italia reale, l'Italia che produce. Ritroveranno degli imprenditori e dei lavoratori di un'Italia che è molto più avanti rispetto al proprio sistema politico, di cui bisogna andare assolutamente fieri. Spero che non mi strilla di nuovo. Ultimissima domanda. No. Ultimissima. Ok. Salve, buongiorno, Simone Canettieri, Messaggero. Senta, lei quindi esclude qualsiasi tipo di rimpasto o di crisi di governo, ma a seconda dell'esito delle urne ovviamente il governo dovrà prendere un indirizzo su alcuni dossier che al momento sono rimasti bloccati. Penso alla giustizia come penso alla TAV. Quindi la domanda che le faccio è proprio questo. Sulla TAV, lei ci conferma che è una battaglia irrinunciabile della Lega, e a seconda di come andrà, insomma, anche il Movimento 5 Stelle dovrà farsene una ragione? Guardi, non soltanto si vota in Italia, si vota anche in Piemonte. Noi abbiamo le nostre idee, pensiamo, adesso qualcuno si metterà a ridere o sorridere, che l'Italia debba essere connessa all'Europa. Abbiamo le Alpi, o ci passiamo sotto o da dove passiamo, e quindi a noi sembra una cosa, diciamo così, ma nemmeno economica, oserei dire, quasi dovuta. Si voterà anche in Regione Piemonte e vedremo che cosa pensa la gente, insomma, anche su questo. E come deve accadere davvero? All'esito elettorale ciascuno vedrà rafforzate o
o penalizzate le proprie posizioni. Questa è la natura delle cose. Non finisce qui, ci sono le domande individuali dei colleghi televisivi. Ma allora non vale. No, allora, adesso facciamo il referendum, il plebiscito, facciamo il plebiscito. Chi ha ragione, io o lei? Cioè, è finito. Padova